La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi romani, ma soprattutto sportivi calabresi, nonché anche quelli siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In onda sui canali di GS Channel parliamo di calcio dilettantistico ed in modo particolare del girone I del campionato di Serie D, ospite della nostra puntata, e lo vado subito a presentare, mister Eugenio Luvito. Buonasera a tutti, ciao Ettore, grazie dell'invito. Sei fermo ai box, ma stai guardando un po' ovunque. Sempre nei Aggiornato. campi, sia il sabato che la domenica, diciamo che mi divido le categorie per aggiornarmi sempre sui campionati. Ricordiamo la bella stagione in Serie D con la San Cataldese. Dopodiché la Serie D si è un po' allontanata, ma è una Serie D che secondo me dà anche spazio spesso e volentieri ai giovani. Certe volte alcune società preferiscono alcuni navigati allenatori per esperienza, per raggiungere magari dei risultati un po' più tranquilli. Condividi? Sì, è così. Diciamo che spero sempre, io in cuor mio, io sono sempre per i giovani. Dal punto di vista dei calciatori ho sempre lavorato con i giovani e spero sempre comunque sia in società che abbiano il coraggio di investire in giovani allenatori che abbiano anche idee innovative. Tra l'altro non bisognerebbe solo investire sugli allenatori, ma bisognerebbe investire anche sui giovani, da inserire quasi sempre in pianta stabile anche in campionati come in Serie D, mentre invece so che spesso e volentieri in Serie D preferiscono giocatori più di esperienza, quindi un po' più avanti di età. Dipende sempre dalle capacità di saper valorizzare i ragazzi. Diciamo che c'è la regola under che, tra virgolette, aiuta un Sì. po' a imporre la presenza dei giovani, anche se io, essendo un allenatore che lavora tanto con i giovani, vero, sono contro è la vero. regola under. Sono contro la regola under perché molto spesso questi ragazzi vengono soltanto illusi. È vero, e poi si perdono nei meandri delle categorie Un ragazzo inferiori se- appena non c'è più l'obbligatorietà in Serie D. Esatto. Stai seguendo moltissimo la Serie D, è una Serie D che in questo momento probabilmente non ha ancora definito la squadra da battere, c'è un certo equilibrio in testa, condividi? Condivido anche perché ci sono tanti progetti che dovevano portare risultati diversi rispetto a quelli che stanno portando e altri progetti che sono delle sorprese. Diciamo che la prima in classifica per me non è una sorpresa, in senso che non che sia prima in classifica, guardando la rosa, ma che sta giocatori di facendo grande bene, esperienza, ma che sta facendo bene perché comunque sia la coppia Chiavaro-Marra già avevano fatto benissimo quando io ero a San Cataldo con la Sì, Cireale, sì. avevano raggiunto i playoff. È vero, è vero, è vero. Abbiamo dunque aperto il capitolo legato alla Serie D, pertanto apriamo ufficialmente i battenti della nostra trasmissione a questo punto. Domenica si è giocata la 12ª giornata, subito la schermata dei risultati. Pareggio tra Castrum Favara e Nuovi Gea Virtus, vince fuori casa il Messina 1-0 contro la Gelbison, vince anche fuori casa il Città di Gela 4-1 contro il Paterno Calcio, vince anche a sorpresa il Ragusa Calcio 3-2 contro il Savoia 1908, vittoria fuori casa anche per l'Athletic Club Palermo 3-2 contro la Regina 1914, Vibonese Calcio batte Vigor Lamezia 3-1, Milazzo batte Enna Calcio 2-0, Nissa batte San Cataldese 2-1 ed infine pareggio tra San Biase e Città di Aciriale. In base a questi risultati possiamo anche inquadrare bene la classifica, tenendo presente ancora che comunque sia la Nissa che l'Athletic Club Palermo debbono recuperare la partita che, come tutti ben sanno, è stata sospesa qualche settimana fa
per maltempo. Al primo posto attualmente Nuovi Gia Virtus con 23 punti, con 22 Savoia 1908, con 21 Nis FC, 20 punti San Biase, con 19 Athletic Club Palermo e Vibonese Calcio, con 18 il Milazzo, 16 punti Città di Gela, con 14 Vigor Lamezia, Gelbison ed Enna Calcio, 13 punti invece per la Castrum Favara ed il Città di Aciriale, con 12 Regina 1914, 11 punti San Cataldese, con 10 Ragusa Calcio, 9 punti il Paternò, chiude all'ultimo posto ma con ben 14 punti già recuperati il Messina all'ultimo posto con 6 punti. Diamo anche uno sguardo al prossimo turno, anche lì un turno certamente molto interessante, si giocherà domenica 23 novembre. Athletic Club Palermo Gelbison, Città di Aciriale Castrum Favara, Città di Gela Nis FC, Enna Calcio Regina 1914, Messina Savoia 1908, Nuova Gia Virtus Ragusa Calcio, Paterno Calcio San Biase, San Cataldese Vibonese Calcio ed infine Vigor Lamezia Milazzo. Allora, una classifica che attualmente vede al primo posto la squadra messinese della Nuova Gia Virtus, e dato che parliamo di territori, parliamo proprio del territorio messinese, possono già partire le immagini di questo Messina che continua a stupire, sbanca la Gelbison, vince 1-0 e ci fa capire che comunque questa squadra evidentemente è una squadra da quartieri alti. Sì, senza i 14 punti di penalizzazione a quest'ora avrebbe avuto 20 punti, 20 sarebbe punti. quarta in classifica, Sì. calcolando che la prima partita si è presentata con dei ragazzini, Sì. quindi ha una partita in meno rispetto a tutti. Diciamo che l'allenatore non è una sorpresa che l'allenatore sia un allenatore di categoria, in più hanno una tifoseria di altre categorie. Poi adesso l'arrivo della nuova esatto, cordata ha dato serenità esatto, anche dal economica. punto di vista economico, esatto, che è fondamentale se vuoi fare la differenza, è quello, purtroppo Voglio è così. chiederti una domanda pazza, Vai. ma secondo te potrebbe questo Messina entrare nella griglia dei playoff? Sì, io ne sono sicuro, ne sono certo, perché secondo me farà una bellissima cavalcata. Anche perché quest'anno non c'è un ammazzacampionato Come le altre come le altre stagioni, quindi diciamo che ci sono tanti scontri diretti tra tutte le pretendenti ai playoff, che secondo me si taglieranno le gambe da sole. Però Vito, ricordati che adesso a dicembre, sai, ci saranno anche dei cambiamenti a livello di organico, arriva il calciomercato, quindi probabilmente qualche sistemazione ulteriore le altre squadre la faranno. Il Messina magari tenterà di aggiustare ancora di più la rosa, quindi tu sei ottimista ma cosciente che comunque non è assolutamente a portata di mano una vittoria finale. No, non è a portata di mano, ma sono ottimista perché lo dimostrano i fatti. Lo dimostrano i fatti, ha una buona quadratura, ha un allenatore d'esperienza, ha una buona squadra e, come hai detto bene tu, ha adesso una serenità anche economica. E questo è fondamentale, soprattutto Oltre che in Serie D. l'ambiente stadio, che Certo. comunque sia un tifo di altre categorie. Infatti in tutte le partite che contano sappiamo benissimo che la forza del 12° uomo in campo è proprio quella legata ai tifosi. Non per niente hanno battuto anche la Regina in un derby dello Stretto che non sembrava neanche di Serie D. Esatto. Assolutamente. Questa invece Nuovi Gia Virtus è una squadra che può continuare a tenere altissima l'attenzione, ha dei giocatori certamente di grande esperienza, però sai, il campionato di Serie D, e tu l'hai fatto salvando alla grande la San Cataldese, è un campionato lungo che ti logora anche. Appunto per questo, comunque sia, come dicevo, la coppia Chiavaro-Marra hanno già dimostrato di saper lavorare bene insieme, dare una quadratura. Non sono sicuro per la vittoria del campionato, ma di sicuro rientrerà nei playoff e farà benissimo, perché, ripeto, li ho già visti all'opera. Però non hanno tanti giovanissimi in campo, perché hanno un'ossatura matura, Maltese, Calafiore, Cicirello, anche il ragazzo Gente di categoria. Anche l'attaccante dell'anno scorso della Nissa, no? Voglio dire, Samachè è uno che i gol te li fa, Sì. quindi un'ossatura matura. Forse il contorno under rischia di compromettere magari un risultato finale a fine stagione? Quello ovviamente saranno loro a valutare, perché questo soprattutto è il mestiere del direttore sportivo, tramite le direttive dell'allenatore, valutare appunto ciò che manca.
Io sono del parere che, ripeto, secondo me faranno bene. Sì, durerà, sì. L'equilibrio lo manterranno. È vero. Allora, a questo punto guardiamoci gli highlights. La partita con la Castrum Favara è finita 0-0. Ed è derby siciliano ad alta quota allo stadio Broccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Terranova e la nuova Igea Virtus di mister Sasà Marra, il tutto agli ordini del signor Marco Ferrara di Roma. Le due squadre si incontrano per la seconda volta dopo l'incrocio che è avvenuto sempre sul terreno di gioco favarese in Coppa Italia di Serie D. Parte bene la formazione di casa oggi in completa tenuta bianca, che spinge soprattutto sulla corsia mancina sotto la guida del capitano Ciccio Vaccaro, il quale dopo un cross che non trova Varela cerca anche gloria con una conclusione personale che però non trova i pali difesi da De Falco. Ancora attacca la compagine favarese con questa palla recuperata ai danni di Calafiore. La sfera arriva dalle parti di piazza, che se la porta col sinistro cerca la conclusione, blocca a terra De Falco senza grossi problemi, ma ancora il Castrum Favara che attacca con Schembari, che arma ancora la corsa di Vaccaro, il quale alza la testa, mette in mezzo questo pallone raso terra e per poco non arriva l'autogol. Qui la volée cercata senza grossa fortuna e con pochissima precisione da parte di Gio Pedro. Decisamente più pericoloso questo calcio di punizione con la palla allontanata dalla difesa del Castrum Favara. Insiste però la squadra di Marra, che nella ripresa trova le misure qui, diagonale di Gio Pedro che non trova i pali. Poi il numero 8 si rende protagonista di questo fallo ai danni di Kosovan. Il signor Ferrara di Roma è inarrestabile e implacabile, secondo cartellino giallo, chiude in 10 la partita. La nuova Igea Virtus, allora Castrum Favara, che cerca di portarsi in avanti con il cross di Vaccaro per la testa di Varela che viene anticipato. Arriva poi il tentativo dalla distanza da parte di Schembari, che non trova la porta, e su questa azione si chiude la partita. È 0-0 tra Castrum Favara e Nuova Igea Virtus. Punto importante per i padroni di casa, seconda X di fila per i giallorossi di mister Marra. Alla prossima. E parliamo adesso del Paternò, perché le dichiarazioni di Beppe Mascara sono forti. Ha dato 48 ore alla società e qui ci fa capire che la situazione a Paternò è ancora veramente ingarbugliata, punto interrogativo. I tifosi insorgono, la società parla poco e fa poco, perché avevano promesso dei giocatori a Beppe Mascara, questi giocatori non sono arrivati. Vi do 48 ore, altrimenti vado via, perché spesso e volentieri gli allenatori devono avere anche questo coraggio di non accettare le condizioni disastrose in cui la società ti mette a lavorare. Guarda, Paternò è un punto interrogativo da quest'estate. Sono stati fatti tantissimi discorsi, sono girati anche troppi. Sono girati tantissimi nomi per le panchine. Direttori sportivi che arrivavano, direttori sportivi che andavano via, poi c'è stata questa vendita, questa acquisizione da parte di questo presidente che, come hai detto tu, si espone poco, non c'è una comunicazione societaria, non si capisce cosa succede lì dentro. E questo vuol dire che con buone probabilità la situazione è incontrollata e quindi ci spiazza. Perché tra l'altro, insomma, il direttore generale è Claudio Cammarata, grandissima esperienza. Beppe Mascara lo conosciamo, carisma considerevole, l'anno scorso ha fatto una bellissima stagione a Novara. Voglio dire, ci mette la faccia un allenatore importante come Mascara. A te come società tutto questo ti può servire per rianimare anche l'ambiente, però è anche vero che poi alla fine ci vogliono i giocatori. Addirittura Mascara ne chiedeva 10. Ma diciamo che è secondo me, dal mio punto di vista, un grande campanello d'allarme quando un allenatore si siede davanti a un microfono e dà 48 ore alla società e non so cosa c'è dietro, perché vuol dire, se tu ti metti davanti a un microfono a dare 48 ore, vuol dire che tu non comunichi con la società o la società non comunica con te. Chiaro, non ti dà, cioè, è un'incognita, non si capisce cosa succede lì. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights. La vittoria in questo caso scaccia crisi anche per il Città di Gela, purtroppo nei confronti del Paternò. Il debutto di Misiti in panchina ha portato insomma la squadra gelese a vincere questo scontro, volendo anche per una posizione più tranquilla in classifica. 4-1 il risultato finale proprio per il Città di Gela.
via al racconto della sfida che si sblocca al secondo minuto quando Giacomarro pesca Mbakogu in posizione regolare secondo arbitro e assistente e batte Lucatelli alla prima da titolare per l'1-0. Rimangono alcuni dubbi sulla posizione di partenza. Al sesto da calcio d'angolo Pennella Daloia, cross pericoloso su cui i rossazzurri reclamano un rigore, ma si prosegue. 5 minuti dopo arriva il raddoppio del Gela da una palla persa da Casa di Dio. Gigante combina con Mbakogu che fa tutto da solo e calcia benissimo la palla, prima bacia il palo e poi si insacca alle spalle di Lucatelli, doppietta personale. I tifosi rossazzurri non ci stanno e da lì sarà per tutto il match contestazione totale. Al 43esimo ancora da una palla persa in impostazione riparte il Gela con il solito Mbakogu che, servito da Giacomarro, spreca l'occasione del 3-0. Nella seconda frazione di gioco il Gela riparte da dove aveva finito, ovvero con grande fase offensiva. Qui ancora Mbakogu, pericoloso ma alza troppo la sua conclusione. Qualche istante dopo è ancora protagonista, salta Marchetti, usa tutto lo spazio a sua disposizione, serve Maltese che conclude ma trova un ottimo intervento di Virgillito. Il 3-0 arriverà da lì a poco, Maltese serve Marino, Di Fazio se lo perde e con una conclusione potente batte Lucatelli, gol che certifica il momento negativo del Paternò, che al 42esimo però trova la rete del 3-1 con Di Fazio che serve Golfo, il numero 10 anticipa il portiere e come contro l'Athletic Club Palermo trova il calcio di rigore dal dischetto. Il calciatore palermitano trasforma, ma c'è ancora spazio per un altro gol del Gela, anche questo su calcio di rigore, anche se sembra un episodio molto dubbio. Dagli 11 metri si presenta Maltese, intuisce l'angolo Lucatelli, ma non basta. Al triplice fischio, contestazione del pubblico paternese che chiede chiarezza. A fine gara, confronto con il mister Peppe Mascara che dà 48 ore di tempo alla società. Un grande in bocca al lupo alla squadra, a Mascara, perché chiaramente dispiace vedere il Paternò in questa situazione così un pochettino non serena. Noi ce l'auguriamo perché sappiamo tutti della tradizione del Paternò. Giriamo pagina perché parliamo a questo punto del miracolo Ragusa, perché arriva il Savoia primo in classifica e batte il Savoia. Anche lì a Ragusa, insomma, inizio di stagione un po' non sereno. Lucenti ha dovuto insomma cercare di mischiare le carte, tenere stretto l'ambiente, ci è riuscito perché qualche vittoria importante l'ha pure fatta, addirittura appunto domenica batte questo Savoia che a detta di tutti è veramente una delle squadre più forti del campionato. Il bello del calcio ed è anche una risposta a quello che dicevamo noi poco fa, che è un campionato molto equilibrato, dove ogni domenica può accadere di tutto. Vedi l'Athletic Palermo, nonostante abbia una buonissima squadra, chiaro. però vincere a Reggio non è mai semplice per nessuno. Chiaro. Vedi il Ragusa contro il Savoia, ogni domenica è una sorpresa, è un campionato molto equilibrato e questo equilibrio agevolerà il Messina. È vero, è vero. Ragusa che ce la può fare a salvarsi? Forse più continuità nei risultati potrebbero aiutare la squadra di Lucenti? Sì, vabbè, la continuità nei risultati in Serie D è fondamentale. Esatto, è fondamentale la continuità. Bisogna vedere sotto come si organizzano. Qualche ingaggio anche il mercato, quando si aprirà il mercato cambierà tanto. Cambierà tanto. Guardiamoceli questi highlights, questa comunque in un certo senso inaspettata, ma poi in fondo anche meritata vittoria della Ragusa 3-2 contro il Savoia 1908. Tutto pronto, sta per iniziare Ragusa-Savoia, 12ª giornata del campionato di Serie D. Felix Ledesma batte il calcio d'inizio per Ceca. Ledesma, il corner del Savoia, il pallone dentro, Reis giù, poi Cadini e rigore per il Savoia. Parte Dani Muñoz contro Esposito, il tiro e il gol, Savoia in vantaggio, Savoia 1, Ragusa 0.
il pallone per D'Amore, il cross, il colpo di testa e il gol del Ragusa, il colpo di testa e il gol. Improvvisamente parte anche la musica dalle casse dello stadio, batte Muñoz direttamente in porta alla traversa del Savoia e poi il gol del Savoia, pallone che ritorna in campo ed è un gol del Savoia. Da qui l'abbiamo visto nettamente oltre la linea, colpo di testa di Ceca in anticipo, rosso per Ceca, ma cosa no, è imbarazzante soprattutto alla vigilia di una partita come Messina, pallone che arriva dalle parti di Muñoz sulla tre quarti, ancora Muñoz, il tiro e la respinta col petto di Esposito. Cadili saltato da Capone, ancora Capone in 1 contro 1, il pallone dentro per Campanile, la conclusione di Lorenzo e poi arriva la rete di D'Amore sul secondo palo, il pareggio del Ragusa. Palla che arriva dall'altro lato, Cadili è più veloce, però c'è il fallo da parte del numero 25, ma riparte, attenzione, con Sinatra, il Ragusa, Sinatra la conclusione, il gol. Sinatra la conclusione e il gol. Savoia infilato in contropiede. Finisce qui, Ragusa 3, Savoia 2. Dunque un Ragusa che batte il Savoia 1908, anche a tutti i tifosi ragusani auguriamo che adesso la continuità possa comunque migliorare questa classifica. Nel frattempo questo Savoia che inaspettatamente con questa battuta di arresto insomma ritorna al secondo posto lasciando campo libero attualmente alla nuova Igea Virtus. Parliamo invece della Regina. Altra dolente nota, no? Perché l'arrivo di mister Torrisi ha un po' galvanizzato all'inizio l'ambiente, poi i risultati non sono arrivati, c'è un po' di maretta, addirittura si parlava che lo stesso patron volesse lasciare, insomma non c'è serenità e quando un allenatore non trova serenità all'interno della società, insomma tutto questo si riflette nella squadra. Condividi? Sì, Torrisi è un allenatore che ha fatto bene e sa fare bene il suo lavoro. È uno di carattere che sa plasmare le sue squadre. Le sue squadre hanno quasi tutte una caratteristica che è l'aggressività e il carattere. Poi tutto il resto è un lavoro di tattica, eccetera, eccetera. Ma la prima tempo però, sì, esatto, ci vuole tempo. C'è da dire che secondo me se continua così, conoscendo Torrisi, farà piazza pulita e darà una rigenerata sempre col consenso ovviamente della società, perché così quella piazza non può continuare. Sperando che a questo punto ci arrivi a dicembre, perché non vorrei che magari i risultati negativi spingessero insomma la dirigenza ad allontanare Torrisi, non dandogli la possibilità di, come dici tu, resettare un pochettino tutta la rosa, anche se comunque la rosa non è per niente insomma negativa. Allora, però c'è da dire anche che non si ottenevano risultati prima col precedente allenatore, sì. Non si ottengono risultati con questo Quindi allenatore. Di base allora la colpa di chi qualche è? Problema. La colpa di chi è? Quindi c'è chi è? secondo me da fare una riunione, capire un attimo, cercare di capire perché, ripeto, conoscendo l'allenatore non accetta questa situazione e quindi ho pattichiare amicizia lunga con la società, in senso che si deve cambiare. Si deve cambiare. Così non si può continuare. Tra l'altro, insomma, le sue dichiarazioni post partita sono molto forti. Esatto. Sentiamole e ci guardiamo anche gli highlights nel frattempo. Sicuramente i numeri sono impietosi. Oggi abbiamo offerto una prestazione pietosa. Dobbiamo chiedere scusa, perché quello che è stato offerto oggi è uno spettacolo vergognoso. 4 partite, 4 punti, sono d'accordo con lei. Ripeto, oggi è stato un test importantissimo, perché ci permette di attenzionare alcune cose che sono uscite fuori.
Questa è una squadra che da martedì pomeriggio fino a ieri a mezzogiorno è andata a 2000 km orari. È una squadra che si è allenata al massimo. È una squadra che non mi ha dato mai, dico mai, percezione che oggi non avremmo fatto una prestazione eccellente con un grande risultato. Cioè, oggi eravamo sereni, se possiamo passare questo termine, che la squadra doveva rispecchiare quello che ha fatto durante la settimana per generare una prestazione importante, un risultato. Così non è stato e questo deve farci riflettere, perché è evidente che ci sono delle situazioni anche personali, mentali, da parte di qualcuno che poi, arrivato la domenica, non riesce a dare quello che dà il venerdì, che dà il giovedì, che dà il mercoledì. La palla oggi scottava veramente troppo, con tutto rispetto questo deve fare riflettere un po' tutti e capire che qui si gioca il Granillo, si gioca per la Regina e bisogna sicuramente avere un altro atteggiamento. Oggi non abbiamo vinto un duello, quindi penso che l'atteggiamento da parte di qualcuno in campo è stato veramente brutto da vedere, mi sono vergognato io, quindi spero che qualcuno si vergogni rivedendo la partita, perché io quando metto la faccia sono qua perché sono il primo responsabile, ci mancherebbe altro. Ho trovato questa situazione, provo e cercherò in tutti i modi di invertirla, perché sono stato chiamato per questo, con il lavoro, però poi la domenica in campo non scendo io, scendono i giocatori e loro devono obbligatoriamente dare qualcosa in più, perché oggi in fase di non possesso siamo stati molto molli, non abbiamo rispettato le distanze, abbiamo recuperato pochi palloni e ha vinto un avversario che ha fatto il compitino per vincere e ha vinto. Noi dal canto nostro siamo passati 2 volte in vantaggio senza troppo impegno, in una maniera quasi, non dico fortuita, ma quasi che la partita sembrava scritta a nostro favore e non siamo stati neanche capaci di gestire il doppio vantaggio. Non solo, andiamo sotto e lì è finita la partita. Sul 3-2 potevamo giocare fino alle 8 di sera, finiva 3-2 la partita. Abbiamo parlato della Regina, ma ci siamo dimenticati dell'Athletic, che Sì. comunque va a vincere una partita in un campo difficile, perché il Granillo è un gran campo, quando ci giochi un po' di timore te lo porti, e quindi se tu vinci lì evidentemente hai una base solida, che non è soltanto societaria, ma è anche tecnica. Sì, no, l'Athletic, sono andato a guardare io San Cataldese, Athletic Palermo. Sì? Tu e San Cataldo sempre nel cuore. San Cataldo, sì, sempre nel cuore, ho tanti amici, ho lasciato bei Sappiamo, ricordi sappiamo. e loro hanno lasciato bei ricordi nel mio cuore. Certo. E devo dirti che hanno una bella rosa, completa in ogni reparto, gente di qualità, di categorie nettamente superiore. Certo. Non è un caso se vince a Granillo, indipendentemente dalla prestazione avversaria, quello stadio ci ho giocato l'anno scorso, 2 anni fa, dà timore se non ce l'hai quadrate. Ecco. Se non hai giocatori di esperienza ti tremano le gambe. Per quanto riguarda invece la Regina, come ti dicevo, un allenatore non ha la bacchetta magica. Lui nell'intervista ha detto una parola chiave, importantissima, che è la verità. Io ho trovato questa situazione, devo avere il tempo di risolverla. Il calcio è lavoro. Molti pensano che uno arriva alla bacchetta magica e fa risultati. E se lo dice un allenatore dobbiamo crederci. Ma in i risultati sono frutto del lavoro, costante, ripetizione. Sì, è vero. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Possono già partire le immagini di Vibonese e Lamezia, vittoria per la squadra della Vibonese. Anche qui una situazione un po' ingarbugliata a Vibo Valencia, perché erano partiti con l'idea chiaramente di essere una delle squadre favorite per la vittoria finale. Invece risultati non certamente continui, ed in Serie D tutto questo incide, ti porta un po' a rincorrere una zona intanto tranquilla della classifica, e poi anche il distacco con il gruppo di testa diventa sempre considerevole. Adesso battono la Vigor Lamezia, però
poco ancora, molto poco per dire insomma che esistono e che pretendono di andare quantomeno ai playoff questi della Vibonese. Diciamo che si sono un po' ridimensionati negli obiettivi dichiarati. Giusto, giusto. E questo, ripeto, dà forza a quello che dicevamo poco fa di un campionato fortemente equilibrato, dove poche squadre al momento hanno continuità, tranne il Messina. Tranne il Messina, Il Messina, incredibile ma il vero. Messina non lo vedi perché ha i 14 punti di penalizzazione, ma è l'unica che ha una continuità costante, insieme all'Athletic Palermo, anche se l'Athletic Palermo ha fatto qualche buco nell'acqua in qualche Sì, partita, ma ci può però anche stare, esatto, ci ci può anche mancherebbe, stare. però anche quella è una di quelle più costanti, insieme all'Igea. È vero, è vero. Ma tu pensi che questa Vibonese possa veramente rientrare nella griglia playoff? Oppure questo distacco che diventa un po' sempre importante con il gruppo di testa porterà un po' ancora una volta a ridimensionare gli obiettivi? Diciamo che probabilmente, come molte società fanno, se tutto questo non lo fanno prima del mercato, magari cercano una ridimensionata se capiscono che non possono arrivare a degli obiettivi per magari, tra Chiaro. virgolette, risparmiare soldi quest'anno e reinvestirli l'anno prossimo, Certo. come molte società fanno. Quindi sta a vedere tutto da queste partite prima del mercato. È vero, è vero. Senti Eugenio, invece parlami di questo Milazzo, perché è un Milazzo ben amalgamato in questa stagione, neopromossa, hanno preso un allenatore di grande esperienza, un direttore sportivo di grande esperienza, parliamo di Catalano e Strianese, per cui hanno tutti i criteri per poter fare una stagione tranquilla, ma li vedo molto vicini alla zona alta, quindi c'è credo anche abbastanza soddisfazione per il lavoro sin qui svolto. Anche questa coppia l'anno scorso ha dimostrato di far bene A Paternò. Hanno fatto bene a Paternò, stanno rifacendo bene Anche a se a Milazzo. Paternò era un'altra storia, Esatto. sottolineiamo questa cosa. Stanno facendo bene a Milazzo, che è un ambiente caldo, quel campo è una gabbia, è bello. Milazzo è un bell'ambiente, la società, io conosco bene la società, è una società di persone serie e per Sì, bene. è vero. E sinceramente ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene, perché ripeto, è una coppia valida, il direttore sa fare bene il suo mestiere, è l'allenatore idem, di categoria, e quindi secondo me continueranno a fare bene. Beh, vedremo quello che succederà. Per intanto battono l'Enna 2-0, ci guardiamo gli highlights. Nella 10ª giornata del girone B di eccellenza il Milazzo mette in campo cuore, carattere e nervi saldi contro un'Enna Maidoma sostenuta dai tifosi gialloverdi presenti nell'impianto mamertino. I rossoblù resistono, rilanciano e colpiscono proprio quando tutto sembrava finito. Dopo appena 8 minuti mister Catalano è costretto a rinunciare a Dall'Oglio, out per infortunio, sostituito da Scolaro. Nonostante il cambio forzato il Milazzo alza subito i giri del motore, Dama ci prova dalla distanza, giunta su calcio piazzato, ma le conclusioni non trovano lo specchio. L'Enna risponde al 38esimo, ci prova con Dadic che arma il destro e il pallone sibila al lato di un soffio. Ripresa decisamente più frizzante, dove l'Enna prova a prendere in mano il match già al 52esimo con l'incornata di Mbaye che sfiora la traversa. La risposta del Milazzo non tarda ad arrivare al 68esimo e Franchina a provarci di testa sugli sviluppi di un angolo, ma la mira è alta. Gli ospiti tornano a farsi vedere al 75esimo con una doppia occasione firmata Dadic e Rossitto, senza però trovare il bersaglio grosso. Un minuto più tardi nuova tegola per i mamertini, Scolaro alza bandiera bianca per un fastidio muscolare dentro Cassaro che rientra dopo 3 gare d'assenza per la frattura al setto nasale. La gara resta apertissima fino agli ultimi istanti quando il Milazzo spinge con più convinzione e al 93esimo la spada illumina il Salmeri con una splendida girata acrobatica, ma l'Oliva risponde con una parata da applausi. E il preludio al gol sul corner successivo, infatti Runza anticipa tutti e firma di testa l'1-0 facendo esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Prima rete in campionato per il classe 2007 che si prende la scena nel momento più caldo del match. L'Enna accusa il colpo e il Milazzo ne approfitta subito, così appena un giro di lancette più tardi Bosetti in aria controlla e con freddezza scarica un destro imparabile alle spalle di l'Oliva. È il 2-0 che chiude i giochi e manda i titoli di coda sul match. Anche per Bosetti si tratta della prima firma in maglia rossoblù. Finisce così un successo pesantissimo per il Milazzo
Milazzo che sale a 18 punti agganciando il settimo posto, a -1 dalla zona playoff e a +5 dalla zona playout. L'Enna invece resta ferma a 14 in 11ª posizione, una vittoria sofferta arrivata nel finale ma che vale doppio per un Milazzo bravo a crederci fino alla fine. Vince il Milazzo, ma vince anche la Nissa FC contro la San Cataldese. Intanto il ricordo più bello di San Cataldo che ti porti nel tuo cuore professionale? La gente, veramente parliamo della società, ma il comando neuropatico. I tifosi, insomma, che ti fanno sentire il supporto continuo. A San Cataldo mi è capitato spesso la cosa più bella che succede nel calcio, che il tifoso riesce a riconoscere quando la squadra ha dato il massimo, esce dal campo con una sconfitta ed esce tra gli applausi. Questo è un tifoso maturo. A San Cataldo capita spesso, riescono a riconoscere, a San Cataldo non gli interessa il risultato, gli interessa che studi la maglia e loro lo vedono, lo capiscono e a me questa cosa mi ha colpito parecchio. E questa è la cosa che più ti porti. E lì sono stato benissimo, da San Cataldo. È casa. È vero, immagino. Nissa che vince appunto il derby 2-1, una Nissa che però insomma un po' ogni tanto zoppica, ma è veramente la squadra più forte di questo girone, Eugenio? La squadra più forte di questo girone c'è sempre il giudice supremo che è il campo. È vero. Come dici tu, zoppica perché è un campionato equilibrato, oggi magari domenica ha vinto, magari la prossima non si sa, perché ripeto... C'è il big match contro il Città di Gela, anche quello è difficile. Ogni partita diventa, non dico una finale, ma una partita difficile. È imprevedibile, non c'è un ammazzacampionato, è un campionato molto equilibrato. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della squadra nissena 2-1 contro la San Cataldese. Grazie alle immagini che ci giungono da Massimo Lo Giudice passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre con l'immediato vantaggio bianco scudato al sesto, corner battuto corto per Agnello, un cioccolatino per l'inserimento del Tato Diaz che sbuca dalle retrovie e manda in rete per il vantaggio e la Nissa. Risposta verde amaranto al quarto d'ora, rimessa laterale per Castro che premia l'inserimento di Dimino che va alla conclusione che si stampa sul palo. Al 29esimo corner di Agnello che pesca questa volta a Terranova, stacco imperioso per il 2-0 della Nissa. Al 34esimo punizione di Silvestri per Diaz che aggancia bene la sfera, passa in mezzo a due avversari e calcia trovando la gran risposta di Maravigna che manda in corner. Ultima emozione della prima frazione di gioco di marca verde amaranto da corner messo dentro per Di Rienzo, manda in bocca a Castelnuovo. 2 minuti al rientro in campo delle formazioni, rotulo a sinistra per Terranova che prova il diagonale, termina però strozzato sul fondo. Allo scoccare del 90esimo minuto di gioco la San Cataldese prova a riaprire la contesa, sfera che giunge a Morleo che mette dentro un cioccolatino per Castro che di testa accorcia le distanze. Non ci sarà più tempo però per la San Cataldese per trovare il pareggio, termina così al Marco Tomaselli di Caltanissetta. La Nissa sale a quota 21 punti in classifica con una gara ancora da giocare e si ricandida fortemente alla vetta della classifica. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D e possono già partire le immagini di San Biase, città di Aciriale. Anche lì una situazione ingarbugliata, adesso l'arrivo di Pagana ha resettato veramente tutto l'ambiente, i punti stanno incominciando ad arrivare, quando ti arrivano i punti penso che lavori con più serenità e tu da allenatore questa cosa la puoi giustamente confermare, no? Assolutamente, Pagana io l'ho avuto come allenatore a Troina, prima che io diventassi allenatore, quindi so benissimo qual è il suo calcio, è una persona che stimo non legge solo, molto bene la partita, non solo dal punto di vista calcistico ma anche come uomo, è uno che ci sa fare con lo spogliatoio. Condivido. Non a caso con la stessa squadra, la stessa rosa, quando è subentrato lui sono iniziati ad arrivare i risultati. Secondo me è un grande allenatore e secondo me è anche troppo sottovalutato come allenatore. È vero. Perché potrebbe avere in mano un progetto importante
e lo saprebbe gestire bene perché lo dimostra ogni anno. Ma io credo che il fatto che abbia preso in esame insomma, di allenare il Città di Acireale, perché dietro forse c'è un progetto anche di continuità, magari quest'anno non tanto di zona playoff, ma quantomeno la prossima stagione proporre una Acireale più suo, quindi con l'inserimento anche di alcuni dettami tattici che si avvicinano un po' al suo modo di giocare, al suo credo. Lo spero perché se lo merita. Se lo perché merita. è uno dei, a mio avviso, pochi allenatori che sa il fatto suo, sa fare bene il suo mestiere. Sa fare bene il suo mestiere, allora quindi noi ce l'auguriamo perché, come ha detto bene giustamente Eugenio Luvito, questo Acireale ha secondo me le carte in regola per resettare tutto in questa stagione e poi magari la prossima puntare dritto verso il campionato di Lega Pro. Siamo ai saluti, Eugenio, a questo punto una domanda che non ti ho fatto all'inizio ma che ti faccio adesso. A questo punto cosa succede? Sei in attesa di trovare dei progetti oppure ti stuzzica anche l'idea di metterci la faccia in situazioni certamente non tranquille e serene? Il desiderio è sempre... Perché molti allenatori sono pronti a farla questa situazione, anche mettendoci la faccia in una situazione drammatica. Allora, devo dirti che il desiderio è sempre quello di avere un progetto serio, sano, dove, a lungo termine, dove tu cresci, Chiaro. essendo un allenatore ambizioso. E è modo di lavorare in serenità. Però devo dirti che a me stimolano tanto le situazioni difficili, caratterialmente. Ti fanno sperimentare nuove cose, cioè ti fanno uscire il genio Ti da fanno dentro. stare anche più forte in campo. Sì, io devo dirti che le soddisfazioni più grandi le ho avute dalle situazioni difficili e non dalle situazioni facili. Ed è un progetto che magari potrebbe riguardare la Serie D oppure l'eccellenza? Guarda, progetto è progetto. Perché sicuramente le proposte ti saranno arrivate. Diciamo le chiamate le ho ricevute che non si sono concretizzate per forze maggiori. Non stiamo qui a parlarne. Vabbè, capiamo tutti di che parliamo. Però purtroppo è una realtà del nostro calcio, Certo, è una tristezza è del nostro vero. calcio, però siamo qua, siamo in attesa, io propongo la mia professionalità come tutti sanno e La conosciamo il bene, mio curriculum parla la conosciamo bene, sei uno che lavora molto sul campo, studia bene gli avversari, le tue caratteristiche io le ho inquadrate molto bene. Ci conosciamo da tanto tempo Sei ormai. un allenatore giovane, attenzione, anche questa cosa che io voglio dire a tutti i presidenti, puntate anche su allenatori giovani che magari non hanno un grandissimo curriculum perché il curriculum se lo stanno costruendo. Quindi investire non soltanto sui giovani calciatori, possibilmente italiani e non argentini, e puntare anche su giovani allenatori. D'accordo. Che Bene. ti devo dire? Allora io ti auguro che adesso insomma le cose possano andare per il verso giusto anche in prospettiva 2026, perché a dicembre ci sono molti cambiamenti, alcune squadre devono prendere delle decisioni se salvare la stagione, se potenziare la rosa, se cambiare l'allenatore, quindi non è escluso che magari qualche tuo inserimento possa poi avvenire anche con successo. Noi te lo auguriamo con la promessa che ci vieni di nuovo a trovare. Sempre, grazie sempre dell'invito. Grazie mister Luvito, adesso ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria, Sportivi di GS, non cambiate canale, subito dopo parliamo dell'eccellenza calabra.
Rieccoci di nuovo insieme, sportivi di GS Channel. Siamo quelli di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo l'appuntamento ogni giovedì a partire dalle ore 21 proprio sulle frequenze di GS Channel per Roma, per quanto riguarda buona parte del Lazio, per tutta la Calabria e per tutta la Sicilia. Partiamo subito con il turno domenicale del campionato di eccellenza. Si è giocata la 10ª giornata, subito la schermata dei risultati. Brancaleone DGS Praia Tortora 1-1, Stilo Monasterace batte Cittanova Calcio 2-0, Trevisacce Calcio batte Isola Caporizzuto 5-0, pareggio tra Paolana e Castrovillari. Vince 5-2 il Reggio Ravagnese contro la Palmese 1912. Vittoria fuori casa per il Boccale Calcio Admo che vince 1-0 contro la Rossanese. Soriano Fabrizia batte Gioiese 3-1 ed infine Virtus Rosarno batte Città di Luzzi 1-0. Anche per questa 10ª giornata rimane solitaria in vetta la DGS Praia Tortora. Al primo posto con 23 punti, con 22 Trebisacce Calcio. 19 punti Virtus Rosarno, con 18 Paolana. 17 Reggio Ravagnese e Isola Caporizzuto, 15 punti Stilo Monasterace e Boccale Calcio Admo, con 13 Brancaleone e Città di Luzzi, con 12 Palmese 1912, 11 punti Rossanese, con 10 Soriano Fabrizia, con 5 Gioiese, 3 punti per il Cittanova Calcio, chiude ultimo in classifica a meno 5 il Castrovillari Calcio. Il Praia Tortora è alla destra dei vostri teleschermi in tenuta bianca con strisce verticali azzurre, il Brancaleone dalla sinistra alla destra nel classica tenuta azzurgrana stile Barcellona. Un Brancaleone che si appresta a vivere questa sfida obiettivamente in difficoltà. È iniziato in difficoltà di organico. Parte Tuscano, palla dentro l'aria, di testa, parata di Piccioni. Baggini porta palla avanti, guarda i suoi, andrà al lancio lungo, non riesce a partire con palla dal basso, ci prova adesso con Strumia, ma poi Strumia va al lancio, viene fermato Della Rocca, viene anticipato, attenzione, va via ancora Tiacanè, Tuscano su di lui, dribbling di Tiacanè, ritorna Tuscano, palla centrale, attenzione, giro e gol, c'è la rete da parte del Praia Tortora. Della Rocca, ci sembra, quando siamo nel corso del 14° del primo tempo, è andato in gol il numero 14 Della Rocca. Ancora Tuscano, viene fermato dal numero 8, palla per Tiacanè sulla corsa per Rocca, para De Luca, ma Daniele Galletta ha grosse difficoltà da quella parte. Si riparte da Baggini per Strumia. Non c'è fallo, Angi deve ritornare indietro, scarica su D'Agostino, palla per Godano, c'è fallo su Godano, molto folloso Maitini, già il terzo fallo consecutivo del numero 17 del Praia Tortora. Il signor Polista e l'assistente dovrebbero un attimino, attenzione, palla battuta veloce di Blasi in aria, mette al centro e c'è il gol di Gomez, pareggia il Brancaleone con un'azione di furbizia, punizione battuta velocissimo da parte del Brancaleone di Blasi sul fondo e Gomez realizza il gol del pareggio. Machado, attenzione, viene atterrato volontariamente Godano al centro dell'area. È pronto la battuta Lupacchio che ha conquistato 6-7 metri. Va al cross Lupacchio, anticipa tutti Gonzales, ma è debole la palla, De Luca la fa sua. Va Machado, palla lunga sul secondo palo, D'Agostino riesce a tenerla in campo, la gira, più veloce di tutti è Dominguez, serve Costanzo, si invola Dominguez per Della Rocca, ottimo controllo di Della Rocca, riesce in qualche modo a disturbarlo Tuscano, non c'è nessun fallo da parte di Dominguez che anzi ha simulato. Dominguez Santiago è vicino il signor Polista, ne fa ampi cenni di alzarsi, infatti a onor del vero il giocatore del Praia neanche protesta. Palla lunga, ancora Maitini di testa, Mazza, Angi, Violi, D'Agostino,
Si fa pressare da Dominguez che recupera palla. Tiacanè per Mazza, che era rimasta a terra dolorante ma che va al tiro. Adesso Mazza, la palla finisce fuori. Dominguez apre per Lupacchio, va a disturbarlo Angi che lo ferma, ma la palla ritorna a Lupacchio, ancora Angi, lo disturba, Mazza, lo ferma Violi in fallo laterale e il signor Polistena di Soverato sancisce la fine della gara. Triplice fischio per il signor Polistena, il risultato è di 1-1 qui al Comunale di Brancaleone. Al 14esimo del primo tempo della Rocca, al 23esimo sempre del primo tempo per il Brancaleone pareggia Gomez. Oggi è stato veramente molto guadagnato, loro sono una squadra veramente forte, hanno un mister molto bravo e devo essere sincero, avevamo fuori 5 titolari, quindi non era facile per noi, ma giocare in casa anche senza pubblico a Brancaleone per noi è molto importante, difficilmente lasciamo punti indietro in casa. Io sono veramente contento, devo fare i complimenti al mister e a tutti i nostri giocatori. Sì, assolutamente sì, è un campo complicato dove sono ormai anni che è difficile vincere e anche pareggiare. Siamo stati bravi oggi a sbloccare subito la gara, siamo stati un po' polli a prendere un gol su una disattenzione nostra, però bisogna fare tesoro di quello che è successo oggi e poi riposare domani e prepararci poi per la prossima gara.
0-1 è il risultato quello che conta. Alla fine si può parlare di qualsiasi tipo di partita dove hai rischiato di fare ripetute volte gol, non sei riuscito, sei stato impreciso, hai rischiato cercando di subire anche il secondo gol, ma alla fine quello che conta è il risultato e oggi noi dovevamo dare una sterzata, dovevamo dare una ripresa e non siamo stati bravi e in grado di farlo, e quindi adesso siamo qui come si dice, a leccarti le ferite, quindi dobbiamo fare ancora una volta una mea culpa, nonostante oggi c'è stata rispetto alle partite precedenti una prestazione diversa, però non è bastato perché abbiamo avuto circa 80 minuti per riuscire a fare gol, ma siamo stati sempre poco lucidi, imprecisi, e poi quando nulla gira si può parlare anche di fortuna o sfortuna, quindi alla fine siamo stati poco bravi, ecco, quindi il risultato è quello che hai detto tu poco fa, 0-1. E niente, bisogna subito pensare alla settimana che viene e cercare di capire l'importanza e la difficoltà di questo campionato e dare una sterzata, perché così inizia a farsi difficile. Ma sicuramente il fatto di non giocare nel proprio campo può influire, però al di là del porte chiuse, del campo neutro, è una gara dove tu oggi potevi anche affrontare una squadra in trasferta, quindi ci sta che non giochi in casa tua. Purtroppo ci è venuto a mancare tramite questa decisione il nostro campo, il calore dei nostri tifosi, anche se in questo momento giustamente non sta andando come tutti quanti si aspettavano, e quindi giustamente il tifoso che fa sacrifici, che ci tiene tanto alla maglia in un momento di contestazione. Va accettata anche questa situazione perché, ripeto, non erano questi i piani alla vigilia, e quindi ci sta tutto. Dobbiamo solo fare mea culpa noi che siamo nel rettangolo verde, a partire dallo staff, a partire da me, a finire a tutti i tesserati, per cercare di uscire da quello che secondo me non è quello che avevamo programmato, e quindi ripeto, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire dall'under a finire al tifoso. Per quanto riguarda poi la situazione che sono gli ultimi a mollare, è così, è vero, perché loro hanno addosso il loro vestito, che è la loro bandiera, la loro sciarpa, che è quella rossoblu, e quindi capisco anche la rabbia e la delusione che provano, perché la squadra del cuore, anche io sono il primo tifoso di questa squadra, quindi so come si ci sente anche a non assistere a una partita, magari vederla da dietro un computer, dietro degli schermi, però purtroppo oggi ci è toccato fare questa gara a porte chiuse. Dobbiamo aspettare 15 giorni per tornare nel nostro campo, e poi niente, bisogna solo lavorare per il resto. Sì, ci siamo divorati l'impossibile. Devo fare i complimenti intanto al Rossanese per l'accoglienza e l'ospitalità, e non ho visto per niente una squadra in crisi, anzi ci ha messo parecchio in difficoltà. Fermo restando che le azioni più nitide, questo lo vedranno poi i nostri amici, credo siano state le nostre. E niente, siamo stati bravi, siamo stati ligi a quello che erano le direttive del mister, e si è visto finalmente una squadra compatta, e che con un po' di fortuna in più magari il risultato sarebbe stato più rotondo. Un applauso particolare lo voglio fare a Gomez, perché ha giocato in una maniera spettacolare nonostante i dolori, fortissimo alla spalla, quindi una squadra che veramente si è amalgamata bene, sta facendo bene. Ripeto, il nostro rammarico è che creiamo tantissimo e non riusciamo a concretizzare poco, però è già un inizio. 3 punti che ci fanno veramente la differenza. Io vorrei dedicare questa vittoria oggi al nostro carissimo dirigente Costanzo Cloro, che non sta attraversando un buon periodo purtroppo, ma che è sempre presente, è sempre con noi, ci segue, e presto sarà sicuramente nei campi. Chiudiamo qui lo spazio su GS Channel con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Torneremo a parlare di calcio dilettantistico anche la prossima settimana. Vi aspetto giovedì alle 21. A tutti voi la buona serata.